E oggi la fondazione ha l'onore di dire qualcosa nei vostri confronti, di dirvi qualcosa. Abbiamo pensato che, come dire, fosse veramente importante celebrare delle cose che riguardano tutti i gruppi di lavoro. In questo caso la Fondazione, ripeto, ha l'onore di dire al gruppo di lavoro di Asiago che per il semestre da aprile a settembre ha vinto il premio di residenza più sicura di tutta la Fondazione. Quindi vi fate un bellissimo applauso perché ve lo meritate. Questo premio viene dato ogni 6 mesi alla residenza che ha il minor numero di infortuni. Di Asiago è la prima che vince con 0 infortuni in 6 mesi. E qua ci vuole un altro applauso. È veramente una testimonianza. Ecco, voi verrete portati ad esempio in tutta la Fondazione, in tutta la Regione. Allora, per me è stato così, è una cosa importantissima quella che ha deciso di portare avanti l'opera dell'Immacolata Concezione, perché parlare di sicurezza, dare peso alla sicurezza, al fatto di non farsi male nel lavoro in una situazione di così grande emergenza come quella che abbiamo vissuto, ha veramente il significato di dire noi possiamo veramente coltivare la cultura della sicurezza anche in situazioni estreme ed ha un valore per questo veramente grande per tutti noi. Tanto, soprattutto in questo momento qua così difficile, questi 2 anni molto impegnativi a livello di sicurezza, i complimenti vanno fatti sicuramente all'inizio agli OS perché sono stati bravissimi, con tutte le mascherine, le visiere, tutte le normative che cambiavano ogni 2 giorni. Questo ci fa onore, insomma, vuol dire aver fatto 0 infortuni in questo momento qua è molto importante per noi. È nato proprio nel momento più importante in senso di pressione lavorativa e pressione anche di tipo emozionale rispetto al periodo pandemico dell'intero nostro paese. Ci siamo accorti che porre attenzione al lavoro, l'essere presenti e governare le proprie azioni in maniera sempre precisa e puntuale è la chiave di volta per avere meno infortuni nell'ambiente di lavoro. Ci sono altre 3 nostre strutture che, come Asiago, sono a 0 infortuni in questo semestre. Vince Asiago in quanto è una sede più grande in termini numerici delle altre e perciò le ore di lavoro svolte presso la sede di Asiago sono numericamente maggiori rispetto alle altre. Perciò vince proprio perché la moltiplicazione dei fattori di frequenza e di gravità degli infortuni, pur essendo pari a 0, proprio perché gli infortuni sono 0, vince Asiago perché sostanzialmente si lavora di più e ovviamente la probabilità dell'accadimento di un infortunio è più alta.